Questo paziente ha avuto 4 ore di ischemia fredda, quindi con il ghiaccio. Il paziente è arrivato in condizioni perfette dal pronto soccorso, quindi con l'emorragia bloccata e pronto per essere operato. Quindi è stata tutta una filiera, diciamo, che ha funzionato, e quindi speriamo che questo intervento, che vedo sta suscitando l'interesse vostro, possa essere un po' un esempio di che cosa deve fare la buona sanità quando si ha una emergenza. Un avambraccio amputato, la corsa al pronto soccorso di Milano con l'arto, la stabilizzazione e via verso Padova, dove l'equipe del professor Bassetto era pronta ad operare per reimpiantare la mano. Oggi è stata sciolta finalmente la prognosi dopo 50 giorni. La mano ha ripreso vitalità. Questa la storia a lieto fine per un pensionato 64enne. Un successo che viene da lontano perché la sanità veneta fa sinergia applicando i protocolli di conservazione dell'arto. Tutto questo durante l'emergenza Covid. Solamente organizzando una sala operatoria con più chirurghi, ne sono stati coinvolti, eravamo in 7, quindi organizzati tra chirurghi, microchirurghi e chirurghi ortopedici. In questo modo si è riusciti, ognuno dedicato esattamente con le proprie competenze, a ridurre i tempi di rivascolarizzazione, che sono l'evento decisivo per la riuscita di questo intervento, di questo rimpianto. La quarantena, che ha tenuto in casa gli italiani, non ha rallentato però gli incidenti domestici. Ce lo conferma il professor Bassetto, che durante il lockdown ha visto il suo reparto rivoluzionato. Fermati gli interventi d'elezione, si è dato spazio alle urgenze. La gente a casa sarebbe comunque incappata in incidenti domestici. E in effetti, analizzando i nostri dati del mese di marzo e aprile dell'anno scorso, confrontati con quelli di quest'anno, abbiamo avuto più traumi, ma traumi, quindi non lo stesso numero, addirittura di più, ma tutti traumi domestici.